Parole dette da Gesù, parte 1. Gesù apre il suo ministero dicendo le seguenti parole a Giovanni Battista. Matteo capitolo 3, verso 15 dice: Ma Gesù le rispose: lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù disse questo a Giovanni Battista perché lui si rifiutava di battezzarlo. Perché Giovanni Battista si rifiutava di battezzare Gesù? Perché Giovanni aveva detto a Gesù: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me perché io ti battezzi? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Gesù è l'agnello che toglie il peccato del mondo, è l'agnello del sacrificio. Per questo motivo Giovanni non poteva accettare che Gesù stesso gli chiedesse di battezzarlo, perché il battesimo era soltanto per il pentimento dei peccati e Gesù non aveva bisogno di pentirsi di nulla, perché è il Figlio di Dio, l'agnello perfetto, senza macchia e senza peccato. Giovanni Battista chiamava le moltitudini al pentimento e in speciale ai governanti della nazione di Israele, i dirigenti politici e i capi religiosi di quel tempo, perché si erano allontanati dai comandamenti di Dio e pensavano che, una volta battezzati da Giovanni Battista, si sarebbero liberati dal giudizio imminente, poiché pensavano che Giovanni potesse essere Elia, il profeta che doveva venire. Ecco perché Giovanni Battista, con parole molto dure, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dell'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Giovanni stava battezzando nel fiume Giordano, in un luogo chiamato Betabara, che significa il luogo dell'attraversamento, il luogo in cui il popolo di Israele aveva attraversato il Giordano quando era entrato nella terra promessa. Lì Giovanni Battista incitava il popolo di Israele al pentimento perché erano diventati corrotti, avevano rinunciato all'obbedienza alla parola di Dio, non avevano fiducia nel fatto che Dio potesse dare loro il sostentamento, ma piuttosto avevano fiducia nei loro governati. In quel tempo erano governati dall'impero romano. Così Giovanni chiamava il popolo al pentimento, al ritorno all'alleanza, al ritorno agli insegnamenti che Dio aveva dato loro per mezzo di Mosè, a ritornare all'insegnamento dei profeti. In altre parole, sta dicendo loro: ritornate all'alleanza fatta con Abramo, Isacco e Giacobbe. La chiamata che Dio faceva attraverso Giovanni Battista era questa: di spogliarsi da tutte le distrazioni che questo mondo può offrirci, di tutta la vanità delle ricchezze, della vanagloria della vita, per arrivare alla semplicità, alla obbedienza alla parola di Dio. I comandamenti di Dio ci danno la libertà, ci fanno uscire dalle schiavitù. Le parole che furono consegnate a Mosè sul monte Sinai erano destinate a dare libertà al popolo di Israele una volta lasciato l'Egitto. Queste istruzioni furono dettate per far diventare Israele una nazione santa, una nazione di re e sacerdoti, di persone sante, di persone libere, di persone che ubbidiscono alla perfetta legge di Dio in cui c'è libertà. In Giacomo 1,25 dice:
Ma chi osserva la legge perfetta, cioè la legge della libertà, e in essa persevera, non essendo un ascoltatore smemorato, ma un esecutore dell'opera, sarà benedetto nelle sue azioni. Questa era la chiamata di Dio per il suo popolo. Israele era chiamato ad essere libero. Immaginiamo di trovarci oggi ai tempi di Giovanni, con un popolo che vive ancora in schiavitù e allegoricamente si potrebbe dire che è ritornato in Egitto. Per quale motivo? Perché questo popolo non ha creduto alla parola di Dio e ora dipendono dalle parole e dalle leggi degli uomini. Ecco perché Giovanni ricorda al popolo quali erano le loro origini, ricorda il loro destino e quale era il loro scopo come nazione. Nel momento in cui Giovanni ricorda alla gente tutte queste cose, appare l'agnello di Dio, un agnello pasquale senza difetto. Così come c'è voluto il sangue di un agnello per farci uscire dall'Egitto, ora ci vuole un altro agnello, ma non più per farci uscire dall'Egitto, ma per farci uscire da tutte le nazioni. Come sta scritto nella profezia di Geremia, capitolo 16. Perciò, ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, in cui non si dirà più per la vita del Signore che ha condotto i figli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma per la vita del Signore che ha condotto i figli di Israele fuori dal paese del settentrione e da tutti gli altri paesi nei quali li avevo schiacciati. Io li riporterò nel loro paese che ho dato ai loro padri. Questo agnello dunque farà uscire il suo popolo Israele da tutte le nazioni, dalle leggi che le nazioni impongono, per portarlo nella libertà della parola di Dio, all'ubbidienza alla parola di Dio. Gesù disse: e conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Quindi è in questo contesto del battesimo per il pentimento dei peccati che appare Yeshua, che non ha nulla di cui pentirsi poiché è senza peccato. Yeshua è il nome ebraico di Gesù. Yeshua significa salvezza, il suo nome ha la funzione di salvare il suo popolo dai peccati per portarli verso la libertà.